sono persone che si possono aiutare, non vedo il motivo per non aiutarlo. Infatti lui mi ha chiesto, mi dà un passaggio? Per me sì, ci sono problemi. Non siamo come alcune persone che si creano un problema per un passaggio ad alcune persone. Ottimo. Davide è un mio amico, poi lo ammetto, sì lo dico, e non mi raccapezzo il come mai posso stare ancora tra noi. Musico lui è, e non so il perché, continua a suonare, ridere e cantare, passeggiando qua e là. Ma come si fa senza serietà, senza programmi, moduli o diplomi? Ma come si può bighellonare così? Chitarra e canzone, anche senza pantalone, unica legge la convinzione. Ah, ma va là, ma va là, ma va là, ma va là. Rino Giuffrida era un maestro di scuola, un insegnante di scuola elementare. Amava la politica e amava farla come si deve, con la P maiuscola, e si occupava di politica vera, quella dei lavoratori, si occupava di lavoro, si occupava del territorio, amava l'ambiente. Già nel 69 parlare di queste cose qua era fuori luogo, si pensava a farsi solo gli interessi loro. Il caffè letterario è gestito soprattutto dal coordinamento, la bottega solidale che già era esistente, Arci Clandestino, la Voce Ribelle. Poi abbiamo l'Arcigay, che è nato un anno fa, con il Circolo d'un Budismo Impastato, Libera, associazione a nome e numeri contro le mafie. Queste associazioni le abbiamo volute accoppare, mettere insieme per cercare di lavorare insieme, cercare di tirar fuori il massimo, tant'è vero che ci siamo riusciti. E abbiamo fatto tra queste l'iniziativa più grossa, è stata quella del Gay Day, che ha avuto una risonanza mediatica a livello nazionale. Che l'Arcigay non sarebbe mai sognato di fare un'iniziativa così grossa, ma noi eravamo partiti che dovevamo fare una piccola cosa, si è trovata poi una cosa grande, perché si parla di gay, diventa sempre molto più grossa di quello che poi lo era. Noi non volevamo una cosa così grossa, però è diventata così, ci ha fatto piacere perché ci siamo pubblicizzati a livello nazionale senza aver speso neanche mentalmente. E poi mi permette comunque di andare avanti. Infatti, oltretutto sì. Ottimo. Come va con l'autostop invece, visto che... Va male perché non me la dà mai nessuno. Peggio di così. Non te lo dà il passaggio, che capisci? Che passaggio non me lo dà? Ho capito un'altra cosa. Non ci sembra male. Potrebbe benissimo parlare di cose da mangiare, di scarpe o di luma, che noi saremmo rapiti da chissà quale fate, corrotti nel suo tempo, riuscendo a stare a stento, fuori col mento. Ma come si fa senza serietà, senza ambiguità? Viaggiare, fare chilometri e chilometri. Mi è capitato una volta di andare a Bari, al mio paese, a stare lì una settimana. E ho fatto il viaggio solo. La prima volta che l'ho fatto solo, perché di solito lo faccio il viaggio col mio ragazzo Enzo. E è stata un'esperienza sinceramente negativa, perché poi l'ho fatto di notte, quindi ero preoccupato dei colpi di sonno, che poi, come in effetti mi è successo, che a un certo punto mentre guidavo in Calabria sono fermato e mi sono fatto un paio di ore mi sono buttato in una piazza, in un paesino, sono uscito dall'autostrada e mi sono addormentato su una banchina per 2 ore. Poi ci sono i luoghi comuni, sai, di solito l'extracomunitario si fa più fatica a dargli il passaggio perché si presume che possa farti del male. Cosa ne pensi tu dell'autostop? Dell'autostop, di cercare i passaggi in strada, secondo te è pericoloso? È poco pericoloso, poco. Un po'? È un poco pericoloso. Tu hai mai fatto autostop? Ogni tanto io, se guardare la faccia, se no non fai il passaggio. Non accettare tutti. Non accettare tutto, bravo. La 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 la